L'Assemblea regionale siciliana ha approvato all'unanimità il disegno di legge che prevede gli interventi rivolti alla prevenzione e al contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in Sicilia. Si potranno quindi promuovere programmi e progetti per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, quindi interventi per la tutela della integrità psicofisica dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile, e interventi finalizzati alla diffusione della cultura del rispetto dei sentimenti relativi alla sfera dell'affettività e della sessualità, previste nella legge la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti, alle loro famiglie, la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, nonché sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet, l'organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli educatori in generale, l'attivazione dei progetti di rete, l'organizzazione di corsi, programmi di assistenza, di gruppi di supporto per i genitori, l'attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime, autori e spettatori di atti di bullismo, ovvero di un percorso di sostegno con il gruppo classe in cui si sono verificati gli atti di bullismo, di cyberbullismo, di cyberpedofilia e di sexting, nonché gli sportelli di ascolto negli istituti delle scuole. È un passo importante perché permette di allineare la Sicilia al resto delle altre regioni e di avere come punto di riferimento la legge nazionale 7117, disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, secondo quanto esperto un'esperta in New Media Mannino.